Lo stato di salute della sanità non è dei migliori. La conferma arriva da chi per 10 anni è stato direttore generale dell'area sanità e sociale della Regione Veneto. Domenico Mantoan, oggi alla guida di una clinica privata, non fa drammi sulla situazione, ma non nasconde i problemi, a cominciare da quello che tocca la maggior parte dei cittadini. Si è scatenato il tema delle liste di attesa che è la conseguenza di non decisioni nazionali prese, il fatto che è stata sbagliata la programmazione dei medici qualche decennio fa, il fatto che il privato accreditato è dal 2012 che non ha un aumento di budget, il fatto che oggi i contratti di lavoro del pubblico sono ancora impostati al 1970, per cui un ragazzo dopo aver studiato 15 anni si ritrova ad essere assunto nel pubblico a 35 anni a 2.500 euro al mese e a fare turni di notte. I ragazzi non vanno. E scelgono l'estero o le strutture private dove la retribuzione è migliore e gli orari meno stressanti. Bisogna fare qualcosa per cambiare questi modelli organizzativi della sanità italiana che sono fermi a 20 anni fa. L'invecchiamento della popolazione, lo sfaldamento delle reti familiari e sociali, i cambiamenti delle patologie e delle cure si scontrano con la richiesta crescente di esami, diagnosi e visite specialistiche che stanno creando un ingorgo nelle liste d'attesa. L'altro passo in avanti che potremmo fare è quando useremo l'intelligenza artificiale per andare a verificare l'appropriatezza prescrittiva, sarà un grande passo in avanti per il cittadino.